Daici, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Però mi ricordo che quando ero piccolina facevano a casa una festa bellissima. La domenica prima che si doveva fare il pane, usciva un gruppo per invitare tutte le bagadie. Dopo che finivano di fare il pane, si andava in chiesa, c'era la messa. Di origini incerte e remote, la festa dei Isbagadius a Siurgus Donigala si svolge a metà settembre. È una delle ricorrenze più sentite nel paese della Trecenta. Il suo simbolo è una grande croce di pane lavorato a coccois. La preparazione comincia nei giorni immediatamente precedenti la festa. Protagoniste assolute di questo momento sono le donne, una sapienza manuale tramandata da generazioni. Ero molto giovane, però c'è stata fatta molti anni, quasi sempre a casa di mamma, la festa, perché è solo quando era in lutto che non la facevo. Ma la festa era molto bella, tutto il paese si festeggiava benissimo, la chiesa e anche la gente veniva a lavorare il pane, si faceva il pane per 7 giorni. Poi si faceva la croce, si andava in chiesa e il pane poi si distribuiva a tutta il paese. Stava una festa religiosissima, ma da moltissimi anni. Io ne ho 84, ma mia mamma diceva la festa sarà 300 anni, no 400 anni, che questa festa la facevano per una promessa fatta da una signora che era morta la figlia, no? Si era ferma, era morta proprio lì dove hanno fatto la chiesa di Santa Susanna, no? Dico, e poi questa donna aveva fatto questa promessa per fare il pane, invitare tutto il paese, fare il pane darli ai poveri e festeggiare. La chiesa era piena di gente, anche di fuori. La festa dei Sbagadius è organizzata oggi dal gruppo folk Saroda di Siurgus Donigala. Continuiamo a sentire i ricordi e le testimonianze di questa ricorrenza nel racconto dei suoi protagonisti. Quando ero piccola io, per la festa dei Bagadius, per la festa dei Bagadius, la domenica prima che si doveva fare il pane, usciva un gruppo per invitare tutte le bagadie. Poi, questa era la domenica, andavano in tutte le case per invitarle per il pane. Il lunedì sera si metteva sovrammente una ranta, che sarebbe
la pasta che si metteva per lievitare il pane. Poi il martedì si incomincia a lavorare il pane, il mercoledì lo stesso, di mattina presto, si incominciava all'1 del mattino. Quando si lavorava un po', la pasta si lasciava riposare e allora si ballava. Poi quando incominciavano a lavorare il pane si indivezzava, si facevano le forme del pane. L'ultima volta che hanno fatto la festa di del pane, voglio dire, era il 54. L'avevano fatta a casa di un vicino di casa, di mamma, perché mamma era già vecchia e non poteva più. Era una festa bellissima, io non ho capito perché la vogliono ritirare questa festa. Le usanze nostre sono tutte cambiate da come erano a come sono. La festa religiosa partecipavano la stessa cosa. Lì, dopo che finivano di fare il pane, si andava in chiesa, c'era la messa e si ascoltava la messa, tutti assieme. E addirittura all'uscita della messa si faceva un ballo sardo e ballavano il cerchio lì. Sul sagrato. Sì. Era una bella festa, è peccato che è stata abolita. È un bene che si sta riprendendo a farla, è un bene, specialmente ai tempi d'oggi, perché non c'è nulla. Ma è qui e poi ci tengono a questa festa. Lo sanno tutti i bambini, i ragazzi di oggi, ne sanno qualche cosa perché ne parlano col padre, con la famiglia, che c'è stata questa festa. E vogliono tutti di riprenderla. Poi si portava, quando il pane era lievitato, si portava a cuocere nei forni del vicinato, si portava suona suona e si prendeva suona suona. Poi il sabato sera si preparava la croce come questo e qui. E la domenica si portava in processione. Comunque lì nella festa dei Bagadius cosa si faceva? Si faceva il pane e ogni arroga pasta che impastava si fermavamo e facevamo un ballo e ballavano, poi cantavano Andimmi Ronnai. Poi c'era di bello che i giovani lì trovavano la ragazza che voleva e si cantavano assieme l'uno con l'altro. E poi si mangiava, diventa in sta mesa diventava nel caso, tizzo, eccetera. E poi si ricominciavano nuovamente a fare pane. Dopo un po' si faceva un altro ballo, un'altra Andimironai, che cantavano, si disputavano, ragazze che si volevano bene, e infatti si sono anche sposate, gente che andavano lì. Una festa di questo tipo, con una grande devozione popolare, ha proprio il senso della fede del popolo, no? Il popolo che ancora crede e si affida al Signore, proprio in ricordo di questa donna che invoca Maria per ottenere la grazia della guarigione della sua bambina, no? E quindi è proprio il segno che è ancora viva questa fede di affidarsi al Signore proprio per richiedere aiuto in quelle difficoltà che ognuno vive. Nelle case ha inizio la fase della preparazione del pane che costringe le donne a un duro lavoro per realizzare una croce dal peso di 30 kg. È un momento vissuto con gioia e partecipazione. Deus avvadiava, e bene a mio non è su cambio. Vale, da giù dove va a fare? Vabbè, fai tu.
Però è tutto carassata. Stia sta beffa. Oh, io tu mi dava. Dai. E poi ti passa. Dopo che vi ho due girus, e sta a posto. Ciao, sei arrivato sul caffè? Prima di pago pago che sei fa di house. Papà, sto giro e ti la sauce. Con esso pane sta cipetta che ti chiedo che si scirda sul caffè. Va bene. Bene, bene. Venite sta vaschetta da pizzo su. Sì. Aici. Mo vieni da Adriana pure e mettiti un boboetto. Ci zucchero, buonesi dosatos. Tocca la pesi tu non boboetto, che mo si fa di house. Così si va come? E mi dicono può va? Un boboetto. Un'altra mellina. Bonus? Buono bonus. Sulla Tu su lo sai noi. fatto, sai. Lo sapevo fatto su. Brava. È zero. Eh? Su corallina. Non si bonus. Sì. Buono. E te pare sta pasta? E non c'è da bene, è andata già perfetta. Sì? Ti piace questo capello? Questo pazzanucci sta bene? Sta ventane su più tu poi sarendi pariti so gustoso tu l'illuso verendi Yandi mironai yandire norandire Yandi mironai Gustavo pure, motivo di sì. Craca Maria, craca essa mano. Angela Pasci. Ah, è vero, non ti sei scarescia? No, brava. Adesso è un vecchio e mi devo affrontare. Scusatemi. Mi devi scusare? Ma è sempre morta che mi faccio. Ma è che noi potremmo solidamente che sto per città, sa dai. Si è spogliato tutto questo scirotto per noi. Che è stato più qua? Non sono da motivo. E infatti sempre questo gruppo da stare. Si scova, si città. Molto di più fare tutto nostro. Bisogna andare, non si già ballare su da caschi, non penso proprio. Un maghetto, un maghetto. Allora, già si sente da papà Dani pure. Tanti dopo si piace, si vanno i gallenti.
Mettono mangiare, sono Quindi da sono così scomoda, sta luce. ok, ce l'hai ancora. No, se non c'è ancora. Perché costa? No, dopo le turbasca. E così, sudata, sa? Dai, Infatti sono si da tutti i basta non giorni. stava, infatti. E sforzo da testedesi, dai, coraggio. Scusa, chi ne dico tu sei giapponese? Fai taberato, fai. Picciocca, dai, sono cavalli. Ci giù bene. Siamo di lei, Andiamo, Menzioniamo di amore. direi che tu stavo lì nella marescia di acqua. Che si offende. Gente da non andate? E poi si critica che non si vuole più da ciuesci. Ci si giù bene, non posso la gente scende. Adesso invece non sei curvone. Piccioca, se sapete su Zaffarano con Savati Gialla. Grazie. C'è, da Podurra. A Regodaesia, Savati Gialla, sempre a Serretta, Si discaresciai, si capita da Torre Raffaidotto. Dai, grazie. Voi tocca a tu, quindi fai. Ma su vestigiato vai di San Malazzei? E per te sa varra, sa zimbua. Zimbueno. Dai, giri di cadere. Tutto che tutto.
Basta. Basta, va? Ma questa saba quando l'ha preparata? Dessa binnenna? Certo. E t'ha tutto a posto con questa saba? Posto sul fuoco, Sul fuoco sul musto. lento. Sul musto da posto. Musto. Questo mai su vestidato traballato e dopo ne su un pezzo a reua e di spippiesa e tu tocca da traballare bene che si asciuga, Sì. Su vivere si dei posto. Certo, posto. Ok, tanto sono andate. Che non si trova Ma cosa tu papà? Sì. Ascoltate, mo ci dobbiamo giù. E noi Le sascodelline. avessi modecco. Oh, mi pare di modecchetto, no, ma già si asciuga, già si asciuga da già andare bene. Sapete io pago prego con sto commenzo, ziadere, pazza fustetti, con margherita, anda Va bene? bene, grazie. A dopo. A dopo. Non ti voglio stare troppo acqua la sambugliata. E mi tu vini che nunca sei venuto in mente a ci vuole un stessa regola. Comprendi? Stai fatto. No, è troppo grosso, zia Maria. Fazzati tu non finiscendo, che voi essi di un tutturoli. Fazzati tu vini, mi ci come se lo vendi Fine giusto non fai. non ti fai niente, c'è da dare su non si preoccupi. Così adesso del mamma lavoro. Gusto, ma è troppo grosso. Ancora? Questo oggi anda bene. Ma non è mio una resoglietta. Lasciamo dire facciamo. Devo imparare. Con lei da una a una mi con pazienza però. È una prima Una gialla e una bianca. Sì? No, penso che ci sia dopo su grembiulino. Non vivi tutti in mano.
Deve sapere più lavoro, no? Più o meno. Non ne vuole. Se lo sai. Ecco. Canto bene il Rosa, mica andare a russa. Ci riuscite lo sblocco sempre in me. Io sono noi. E non lo dai buoni, moi. Ponete un coscino e tatti un manicetto con non si cava assai. Ok, anda bene. Che ti passa qui? Tanta si posto Rosa con sa mano, non tu faccia sta qua, ne era zitto, Ah, che sei tutto segreto. Acqua, fumo intenta. Acqua può da attaccare in me. Certamente, sì. Ecco. Poi ta sacqua esti, come una colla. Sì, sì. Cosa basta, esti. Aici. Allora poi in cucina. Va bene, sì. Ma volete aiuto? Ho viaggiato. Tocca da se muore un paghetto, che se vorrei pronto, picciocca. Non ci capisco. Tutto pronto, mi. Terminata la lavorazione, il pane viene portato nei forni per la cottura. Testa ventane su subi, udu poi sarendi, parenti so gustoso, tu li luso verendi. La la le la le la le la le la, la la le la le la le la la. Vai, ti dai
pronta? Sì. La croce di pane ora è pronta per essere portata in processione per le strade del paese, insieme all'effigie della Madonna Addolorata. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito.
Al termine della funzione liturgica, prende la parola la presidente del gruppo folk Saroda, che ha organizzato la festa insieme alla Proloco di Siurgus Donigala. Oggi la nostra comunità si stringe attorno alla Madonna Addolorata, perché ricorda le sofferenze di una mamma verso il proprio figlio. Affidiamo in questo tempo storico le nuove sofferenze che purtroppo sono ancora vive nella nostra memoria: la pandemia, le mamme che non vedono tornare i propri figli, la guerra in Ucraina e tutte le altre minacce di guerra tra le nazioni, la povertà in tanti luoghi del mondo. Non dimentichiamo le tante lacrime dell'umanità e anche della nostra comunità. Vogliamo altresì sottolineare alcuni aspetti che con il tempo avevano intaccato la celebrazione della festa, fino ad abolirla nel lontano 1952, aspetti che segnano la giusta demarcazione tra la festa religiosa e la festa civile. La ricorrenza religiosa è a tutti gli effetti racchiusa nelle due giornate principali del 14 e del 15. Il primo parroco che ha ripreso i festeggiamenti è stato Don Paolo Curgiolu nel 2009 e la ricorrenza civile, frutto dei preparativi del confezionamento della croce, avvennero durante la settimana e si conclusero con l'ingresso della croce nel sagrato della chiesa di San Teodoro, dove venne benedetta e spesso lasciata permanentemente nella stessa chiesa, così come volle del resto anche il suo successore di Don Paolo, Don Walter Cabula. A Don Walter va anche il riconoscimento per aver scritto un articolo nel settimanale della Diocesi Portico con l'obiettivo di chiarire il ruolo e lo scopo della Croce del Pane in un momento in cui veniva messa in discussione, compresa la festa dei Bagadius. L'articolo permise di seguire con più chiarezza la Croce del Pane nelle grandi processioni che si svolgono nella nostra isola, soprattutto il 1° maggio a Sant'Efisio. Copia della Croce del Pane del nostro paese si trova anche presso il Museo Etnografico del Costume di Nuoro. Questa Croce del Pane, sita nel museo, la videro da tanti di voi quando lo stesso Don Walter organizzò una giornata a Nuoro per visitare la statua del Redentore ed il Museo del Costume. Ed infine, noi che cosa ci sentiamo di dire come associazione in questa giornata di festa? Innanzitutto che siamo felici e contenti di averci dato ancora una volta la possibilità di unirci ai festeggiamenti della Dolorata, partecipando con la Croce del Pane e rinnovando l'atto di fede e di gratitudine nei confronti della Madonna, e per questo ringraziamo Don Sergio. Ed allo stesso tempo siamo orgogliosi di aver contribuito in tutti questi anni nel custodire questa importante tradizione che i nostri avi ci hanno gelosamente tramandato. Ma badate bene, custodire non vuol dire padrone. Gli usi e i costumi e le tradizioni sono della comunità, ma a qualcuno spetta sempre il compito di preservarle, diffonderle, altrimenti tutto muore. A tale proposito volevo ricordare le famiglie che con sacrificio e devozione hanno rinnovato nei secoli l'offerta del pane cerimoniale della Madonna Addolorata e in particolare tutte le maestras defunte, quelle per intenderci che con la loro bravura e la loro abilità sono riuscite a realizzare qualcosa di straordinario per la nostra comunità, ovvero una modellazione del pane festivo che ha assunto una rilevanza artistica per qualità e quantità di forme e di usi superiori a qualsiasi altra zona della nostra isola. Un grazie a tutte le maestras che si sono sempre succedute nel tempo e che naturalmente non possiamo ricordare tutte. Desidero menzionare però le ultime perché sono state determinanti per mantenere la tradizione, e cioè zia Milena Congiu, zia Diadora Carta, le sorelle Espa e zia Nanna Piroldi, ed infine coloro che grazie a Dio sono ancora presenti tra di noi, zia Teresa Pisu, zia Maria Setti e Nanda Moreddu. Così come voglio ringraziare tutti quanti voi indistintamente e tutti quanti hanno collaborato e anche tutti quelli che vorranno offrire la loro disponibilità. Un grazie particolare va a Don Sergio, che si unisce ancora alla continuità di questa tradizione, certamente da perfezionare, e a tutti i sacerdoti che lo hanno preceduto e creduto in questa festa della Dolorata, e che la Dolorata ascolterà la preghiera dei Bagadius e che possa aiutarli a formare una famiglia nello spirito cristiano. Atrus Annus.
Dopo la messa, all'uscita della chiesa il pane viene distribuito tra la popolazione. Il presidente della Proloco ringrazia i protagonisti e dà appuntamento alla prossima edizione della Festa dei Sbagadius. La nostra associazione Proloco è lieta di aver contribuito alla realizzazione di questo originale documentario, che ritrae una delle feste più antiche del nostro paese. Una testimonianza di fede e di gratitudine dedicata alla Madonna Addolorata, che si rinnova nel corso dei secoli e che allo stesso tempo mette in evidenza la bravura e l'abilità straordinaria dei componenti gruppo Folk Sarroda nella modellazione e composizione della croce del pane. Come ornamento principale, quindi è una cosa che no, non mi piace. Allora, per rifinire, quindi per No. Noi come presidente, noi come Proloco. Allora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. No? In sardo. Maria in sardo. Ave Maria, piena di grazia. Picciocca, cavalli di... Ci giù bene.